Giorgio Vasari. Le vite dei più eccellenti architetti, pittori ed scultori italiani, da Cimabue insino ai tempi nostri. Del modo di fare i pavimenti di commesso. Tutte le cose che trovar si poterano, gli antichi cercarono quelle che alla vista degli uomini vaghezza e varietà potessero indurre, acciò che i posteri scorgessero l'altezza dell'ingegno loro. Trovarono, fra l'altre cose belle, i pavimenti di pietre ispartiti con vari misti di porfidi, serpentini e graniti, con tondi e quadri ed altri spartimenti, onde si immaginarono che si potessero fare fregi, fogliami ed altri andari di disegni e figure. Onde per poter meglio ricevere l'opera tal lavoro, tritavano i marmi, acciò che, essendo quegli minori, potessero per lo campo e il piano con essi rigirare in tondo e dritto e a torto, secondo che veniva loro meglio. Ed al commettere insieme questi pezzi, dimandarono mosaico, e nei pavimenti di molte loro fabbriche se ne servirono, come ancora oggi veggiamo all'Antoniana di Roma ed in altri luoghi, dove si vede il mosaico lavorato con quadretti di marmo piccioli, conducendo fogliami, maschere ed altre bizzarrie, e con quadri di marmo bianchi ed altri quadretti di marmo nero fecero il campo di quelli. Questi si lavorarono in tal modo: facevasi sotto un piano di stucco fresco di calce e marmo, tanto grosso che bastasse per tenere in sé i pezzi commessi fermamente, sinché, fatto presa, si potessero spianar di sopra, perché facevano nel seccarsi una presa ammirabile ed uno smalto meraviglioso, che né l'uso del camminare né l'acqua non gli offendeva. Fecero poi i mosaici di marmi più fini, e per bagni e per stufe i pavimenti di quelli, e con più sottile magistero e diligenza quei lavoravano sottilissimamente, facendosi pesci variati ed imitando la pittura con varie sorti di colori, atti a ciò con più specie di marmi, mescolando fra quelli alcuni pezzi triti di quadretti di mosaico di ossa di pesce che hanno la pelle lustra. E così vivamente gli facevano, che nel mettervi l'acqua di sopra, velando quelli, pur che chiara fosse, parevano vivissimi. Pensando che tale opera molto meglio di lontano che da presso ritornerebbe, perché così non si scorgerebbero i pezzi che il mosaico da presso fa vedere, ordinarono ornar le volte e le pareti dei muri, dove tal cose si avevano a veder di lontano, e perché lustrassero e dagli umidi ed acque si difendessero, tal cosa doversi fare di vetri, e così li misero in opera, talché da quelli di marmo derivarono questi, che si chiamano oggi mosaico di vetri.